C'è una scena che ogni volta riesce a dividere le persone. Un uomo entra in un campo indossando una pesante tuta imbottita, corre, urla, agita un bastone di bambù o di materiale specifico, provoca il cane, poi all'improvviso succede, il cane parte, non esita, non tentenna, in pochi istanti lo raggiunge, affonda il morso sulla manica con una precisione impressionante. Chi non ha mai visto una gara di Mondo Ring pensa quasi sempre la stessa cosa. Ma siamo impazziti? Perché insegnare ad un cane ad attaccare una persona? È una domanda legittima, anzi direi quasi inevitabile. Perché se ci fermassimo a quell'unica immagine, probabilmente anch'io avrei le stesse perplessità, gli stessi dubbi, ma il problema è proprio questo. Noi esseri umani siamo bravissimi a giudicare una fotografia, un frame, perché quello che avete appena visto non è un cane impazzito, non è un cane violento e non è nemmeno un cane che sta sfogando la propria aggressività. È paradossalmente uno dei cani più controllati che possiate immaginare. Ed è questo il grande equivoco del Mondio Ring. Tutti guardano il morso, la dinamicità, la brillantezza, se vogliamo l'aggressività a un occhio insicuro, eppure il controllo è tutto. Pensateci un momento. Qualsiasi cane nelle circostanze sbagliate può arrivare a mordere. La parte difficile non è insegnargli a usare la bocca. La parte difficile è costruire un cane capace di distinguere il gioco dal lavoro, la minaccia dalla normalità, il momento di intervenire da quello di restare immobile e soprattutto la parte più difficile di tutte è insegnargli a lasciare immediatamente la presa quando questo gli viene chiesto. Anche se l'adrenalina è al massimo, anche se davanti a lui c'è una persona che continua a correre, a muoversi, a provocarlo. Per capire il Mondio Ring bisogna iniziare dall'inizio. Mondio sta per mondo, significa mondiale, ring campo di gara. L'idea nasce negli anni '80 per unificare una serie di sport. Il Mondio Ring nasce per creare un linguaggio comune, americano, giapponese, e che ognuno potesse gareggiare seguendo le stesse identiche regole secondo l'egida delle FC. Ma se pensate che sia soltanto una gara di attacco e difesa, vi sbagliate. Anzi, il morso occupa una parte della competizione importante, ma non tutta. In questa serie tratteremo tutti gli sport che vi vengono in mente, cioè ci proveremo ogni settimana a proporvi qualcosa che non esiste nel sistema editoriale italiano, cioè tutto ciò che nel mondo viene fatto con i cani. Capiterà di raccontare uno sport che è legale da una parte e illegale dall'altra, e quindi capiterà di incrociare quelle che sono le follie del mondo cinofilo, ma proveremo a raccontarli tutti, dal più pazzo al più semplice, al più divertente, al più classico, che potrebbe essere, perché no, forse il più duro. La disciplina si articola su 3 livelli di difficoltà crescente. Si parte dal brevetto, il test d'ingresso sono 100 punti, per passare al grado 1 da 200 punti, al grado 2 da 300 punti, fino ad arrivare al grado 3, il massimo livello, da 400 punti. Qui la prova è una vera maratona mentale, dura circa 45 minuti e alla fine del video proverò a dire una cosa sul tema. Comprende ben 17 esercizi eseguiti senza alcuna interruzione in un ordine sorteggiato poco prima dell'inizio. L'obbedienza è la prima colonna portante, il cane deve restare concentrato anche quando tutto intorno è costruito per distrarlo ed è, lasciatemi dire, fighissimo. Nel Mondio Ring il campo non è mai spoglio. È allestito con temi specifici che cambiano ogni gara, con oggetti, rumori e scenografie che metterebbero alla prova chiunque. Gli esercizi includono la condotta al piede senza il guinzaglio, con il cane che deve ignorare distrazioni lanciate dal giudice o dal pubblico. E qui non vi arrabbiate se toppo qualcosa, anzi aiutatemi, siate clementi. C'è l'assenza del conduttore, dove il cane deve restare immobile per 1 minuto, mentre il proprietario è fuori vista.
spesso circondato da persone che si muovono o oggetti che cadono. Poi c'è l'invio in avanti, le posizioni a distanza e il recupero di un oggetto lanciato. Ma uno dei test più difficili è la ricerca del legnetto. Il conduttore tocca un piccolo pezzo di legno marchiato che viene nascosto tra gli altri identici. Il cane deve scovare l'odore del suo compagno umano in un tempo limitato, dimostrando che il suo naso è lucido quanto i suoi muscoli. Poi ci sono i salti. Qui non serve soltanto forza bruta, serve coordinazione, coraggio e una fiducia cieca. Nel grado 3 le misure sono al limite delle possibilità canine. La siepe o l'Ardol raggiunge 1,20 m e deve essere superata sia all'andata che al ritorno. Il salto è lungo ed è uno spettacolo, arriva a 4 metri, a una distanza che richiede una spinta esplosiva balistica perfetta. E poi c'è la palizzata, un muro verticale inclinato che può raggiungere 2,30 m. Il cane deve scalarlo, scavalcarlo e atterrare in modo sicuro. Non è solo atletismo, è la dimostrazione che il cane è disposto a sfidare la gravità perché il suo conduttore glielo ha chiesto. E infine arrivano le prove di difesa. Il cuore pulsante più tecnico per alcuni, per altri meno, vi prego non ci trasciniamo in questo, del Mondio Ring. Ma anche qui la realtà è molto diversa da quello che sembra. L'uomo che il cane affronta non è una vittima, è un atleta altamente preparato chiamato figurante. Il suo compito non è farsi mordere, ma mettere in difficoltà il cane. Lo distrae, lo inganna, lo provoca, cerca di farlo sbagliare usando accessori come rami di bambù, bottiglie di plastica rumorose e tutto ciò che rompe un equilibrio. Ha una tuta protettiva integrale che pesa tra i 15 e i 20 kg, ma deve muoversi in modo incredibilmente rapido, dinamico. Deve avere la rapidità di un lottatore. Ogni sua azione è codificata dal regolamento. Può fare delle finte, cambiare direzione all'improvviso, ma deve essere equo. Ogni cane che entra in campo. Nel grado 3 gli esercizi, quelli di difesa, sono 7 e testano ogni sfumatura del carattere canino. C'è l'attacco frontale con il bastone, dove il cane affronta la minaccia senza esitare. C'è l'attacco con accessori, dove il figurante usa oggetti insoliti per disturbare la visuale del cane, ovviamente prima del morso. Ma la prova suprema di controllo è l'attacco interrotto, una figata pazzesca. Il cane viene lanciato a piena velocità contro il figurante in fuga, ma a pochi metri dall'impatto il conduttore dà il comando di richiamo. Il cane deve bruscamente rinunciare al morso. Voi immaginate un cane che corre con l'adrenalina carico a pallettoni, arriva il comando, vum, schiva e va dritto. È pazzesco. Tornare al piede, in obbedienza quindi, senza aver toccato l'avversario. È la dimostrazione definitiva che la mente domina l'istinto. Un altro esercizio iconico è la guardia all'oggetto. Pazzesco, vi sarà capitato di guardarlo un sacco di volte, è fighissimo. Il cane viene lasciato solo in mezzo al campo a proteggere un oggetto, solitamente una borsa o un cesto, carrozzine, ovviamente senza il bambino dentro. Il figurante cerca di rubare l'oggetto per 3 volte usando astuzia e distrazione. Il cane deve decidere autonomamente quando intervenire. Spero qui sarà un lavoro per il montatore incredibile. Se morde troppo presto o troppo lontano dall'oggetto perde punti. Se si lascia trascinare lontano con la distrazione dall'oggetto e dal figurante fallisce. Deve essere un guardiano lucido,
capace di valutare minaccia reale senza l'aiuto di nessuno. È quasi una partita a scacchi, solo che al posto dei pezzi ci sono un cane, un uomo e un rapporto costruito con migliaia di ore di lavoro. Il cane non può reagire distinto, deve continuare a ragionare sotto uno stress immenso. Ogni errore costa caro. Se anticipa un comando sbaglia, se lascia troppo presto sbaglia, se lascia troppo tardi sbaglia, se perdi il controllo sbaglia. Lo sport che molti considerano il simbolo dell'aggressività è in realtà uno degli sport cinofili nei quali l'autocontrollo viene valutato con maggiore severità. Un cane che morde fuori tempo, che mostra segni di aggressività ingiustificata, viene immediatamente squalificato. Per questo ai massimi livelli vediamo sempre gli stessi protagonisti, razze selezionati da decenni per collaborare con l'uomo. Il Marine sappiamo che la fa da padrone, è il simbolo indiscusso di questo sport. Velocissimo, esplosivo, con una tempra che gli permette di sopportare carichi di lavoro enormi, ma non è l'unico, anche il pastore olandese con la sua rusticità, il pastore tedesco da lavoro, il pastore della Beauce, che è uno dei miei cani preferiti, hanno scritto pagine importanti di questa storia. Non sono i cani più cattivi, sono i cani con la voglia di lavorare più alta. Sì, mi viene da dire questa cosa. Sono atleti selezionati per la loro capacità di passare da 0 a 100 in un secondo e tornare a 0 il secondo dopo. Ed è qui che il Mondioring smette di essere una semplice disciplina sportiva e diventa una dimostrazione di quanto lontano possa arrivare la collaborazione tra un essere umano e un cane. Il protagonista non è il cane e non è nemmeno il conduttore. È il rapporto tra loro, è un rapporto costruito giorno dopo giorno, comando dopo comando, errore dopo errore, fiducia dopo fiducia, dietro quei 45 minuti di gara che, credetemi se vi dico, sono tantissimi. Ci sono anni di sveglie all'alba, allenamenti sotto la pioggia, sotto il sole, studio della biomeccanica e della psicologia canina, rimproveri. Alla fine il Mondioring ci obbliga a farci una domanda, almeno in questa rubrica. Che cos'è davvero un cane equilibrato? È quello che non morde mai? Oppure è quello che sarebbe perfettamente capace di farlo, ma lo fa soltanto quando esiste un contesto ben preciso? Forse è proprio qui che nasce il grande equivoco. Noi giudichiamo il morso perché è l'azione più eclatante in quel contesto. Il cane invece sta semplicemente seguendo un compito tecnico complesso, con la stessa precisione di un cane da valanga che scava nella neve, con la stessa concentrazione di un cane antidroga che ispeziona un bagaglio, con la stessa passione di un cane da pastore che gestisce un gregge di centinaia di capi. Cambia il lavoro, non cambia il principio, cambia il contesto, ma il desiderio resta uguale, perché il cane non prova soddisfazione nel fare il cattivo, prova soddisfazione nel far bene ciò per cui è stato preparato e nel ricevere l'approvazione del suo compagno umano. La vera grandezza arriva quando la forza incontra la disciplina, quando l'istinto incontra il controllo, quando la potenza incontra l'intelligenza. Il Mondioring non è una celebrazione della violenza, ma un monumento alla disciplina, perché alla fine il momento più spettacolare di una gara non è quello in cui il cane afferra il figurante, è quello in cui lo lascia o non arriva a morderlo, perché in quell'istante capisci che non hai appena assistito a una dimostrazione di aggressività, hai assistito a una dimostrazione di fiducia assoluta. Il cane rinuncia alla sua arma naturale perché si fida dell'uomo che ha accanto a sé. E forse questa è la cosa più straordinaria, che un cane possa insegnarci che la vera libertà non sta nell'assecondare ogni istinto, ma nel saperlo dominare per uno scopo più alto. Ed in questa rubrica a me piace ragionare, fare delle riflessioni e lasciare fuori da questo contesto il chirurgo etico, la morale, perché per quanto mi riguarda, almeno qui
Non facciamo discussioni da pollaio, si parla di cinofilia, piaccia o meno. A chi piace sta qua, a chi non piace non ci sta, ma rientra nella regola delle cose. Per me non decido io, non decidi tu che guardi, decide la legge. Ma facendo riferimento al video precedente, e lo metterò qua sopra in sovrimpressione, se non l'avete visto guardatelo, c'è una logica di interesse molto curiosa, l'intensità. Perché qui non si tratta di violenza, si tratta di intensità. E allora io mi chiedo, il weight pool è veramente molto meno sacrificante di un cane che lavora per 45 minuti su un campo d'addestramento? Io non lo so, non ho una risposta. So che c'è una differenza tra forma totalmente priva nel weight pool, perché tu guardi qualcosa e ti dà una risposta emozionale, sei convinto di fare qualcosa che non va, e il Mondio Ring, che è probabilmente molto meno impattante, perché non lo vedi imbracato che tira. Ma se io chiedessi o avessi degli strumenti per incrociare dei dati di biomeccanica, sono veramente sicuro che il cane da weight pool subisce un maltrattamento e quello da Mondio Ring no? Io non lo so. Questo lo lascio giudicare a voi, a patto che non diventino questioni. Però una cosa la so, che tutti i giorni il vero maltrattamento lo ricevono quei cani che stanno sul divano, quei bassotti che sono nati per essere dei guerrieri dentro la tana e invece si ritrovano a passare da una borsa a un divano. Quelli sicuramente subiscono una violenza. Questi io non lo so, mi affido a quello che dice la legge.